La sedia grande anche. Buongiorno. Allora, oggi con me c'è il dottor Rosi che poi farà una panoramica per quanto riguarda la parte ospedaliera, quindi occupazione, terapie intensive e area non critica, quindi un po' l'incidenza che ha il virus in questo momento rispetto alla parte sanitaria prettamente ospedaliera. Dovrebbe arrivare a breve anche il dottor Flor, che invece darà gli ultimi aggiornamenti rispetto campagna vaccinale, insomma come stiamo andando e tutto il resto, quindi qualche numero anche rispetto agli arrivi. Pfizer mi sembra sia arrivato stamattina 83.000 dosi, prima un'ora fa, quindi insomma rispetto anche agli arrivi. Il presidente è impegnato in una videoconferenza e quindi non riesce a essere presente. Allora, iniziamo col bollettino. Mi hanno detto perché abbiamo un nuovo interprete, quindi di cercare di andare un po' più lenta con i numeri. Io che vado di solito veloce, insomma sarà un problema, ma cerco. Allora, tamponi molecolari 4.399,013. 4.399,013 più 18.335 rispetto a ieri, quindi abbiamo fatto 18.353 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore. Test rapidi 3.697.935 più 25.022. Quindi rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore, abbiamo fatto 25.022 tamponi rapidi. Il complessivo, quindi, nelle ultime 24 ore di test rapidi e tamponi molecolari ci porta nella giornata di ieri, nelle 24 ore, a 43.375. Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I positivi delle ultime 24 ore sono 1966 e il dato dei positivi rispetto ai tamponi rapidi è del 4,53%. Quindi rispetto a 43.375 test tra tamponi molecolari e rapidi effettuati nelle ultime 24 ore, i 1966 positivi trovati nelle ultime 24 ore dà un'incidenza del 4,53%. Se vi ricordate, ieri avevamo un'incidenza maggiore, ma avevamo anche la metà dei tamponi di oggi, e questo sapete che di solito il fine settimana succede sempre, insomma, ecco. Aspettate, no. Il numero dei positivi totali da inizio emergenza ad oggi sono 369.502, quindi dal 21 di febbraio 2020. Mentre le persone positive oggi, che quindi sono positive e sono in quarantena, sono 39.083. Passiamo alla parte ospedaliera. Allora, i ricoverati totale Covid sono 2013 più 55, quindi abbiamo un aumento di 55 nelle ultime 24 ore, i totali, che sono suddivisi tra l'area non critica 1753 più 39 e le terapie intensive 260 più 16.
abbiamo anche questo dato, che è il dato dei posti occupati in terapia intensiva non Covid, che sono 2,68. Quindi oggi 2,86, scusatemi da rovescio, 2,86. Quindi oggi noi abbiamo 546 posti letto occupati in tutte le terapie intensive del Veneto, in tutti gli ospedali del Veneto, tra Covid e non Covid. Questi abbiamo visti. Ultimi due cartelli, il totale dei morti purtroppo 10.414 più 52, quindi più 52 decessi rispetto a ieri. E mentre questo è il dato dei dimessi, 17.362 più 106. Quindi insomma anche ci sono stati 106 dimessi nelle ultime 24 ore. Quindi è chiaro che vediamo tutta una serie di aumenti per quanto riguarda la parte ospedaliera, ma fortunatamente insomma è seguita anche da una parte di dismissioni, e questo fa sì insomma che ci sia anche oggi insomma un'incidenza di questo tipo. Però per quanto riguarda i discorsi legati all'occupazione sanitaria e quindi l'occupazione ospedaliera, lascio al dottor Rosi poi fare una panoramica più dettagliata. Noi abbiamo fatto anche stamattina tutta una serie di riunioni con interne, ma anche insomma quindi per cercare di affinare il più possibile quelle che sono le strumentazioni e per capire anche rispetto quindi ai nuovi arrivi del piano per quanto riguarda i nuovi arrivi dei vaccini, la strutturazione della campagna. Come vi ho detto, ci è stato confermato un'ora fa che sono arrivate 83.000 dosi di Pfizer, che sono quelle che fanno parte di quel contingente che è stato annunciato ieri sera del 1 milione, no? Di dosi in arrivo a livello nazionale. Non abbiamo ancora, almeno poi florano altre notizie che sono arrivate più recentemente, ma non abbiamo notizia di Moderna. Dovrebbe arrivarci anche qualcosa di Moderna, però non abbiamo notizia di oggi e neanche di AstraZeneca per il momento, insomma, però può essere che da qui a fine settimana insomma arrivi anche per quanto riguarda AstraZeneca, quindi anche aggiunta di aggiornamenti per quanto riguarda i quantitativi. La campagna sta andando avanti con, mi sembra che, vediamo il dato di ieri, sono state fatte, se mi scusate un attimo, non ho stampato, però lo vediamo subito. Sono state fatte 17.224 dosi di vaccino nella giornata di ieri, quindi sono aumentate rispetto appunto a quelle del giorno prima, di cui 12.308 prime dosi e 4.906 seconde dosi, che portano nel totale a 640.456 il totale delle dosi somministrate, mentre le persone che hanno completato il ciclo, quindi che hanno fatto sia prima e seconda dose, sono 203.789. Questi sono i dati aggiornati a ieri sera. È chiaro che continuiamo, le aziende si stanno organizzando e stanno implementando il più possibile, proprio in previsione, voi sapete, insomma, dei arrivi più importanti che dovrebbero arrivare secondo trimestre, quindi da aprile in poi, compreso anche Johnson & Johnson. I medici di medicina generale si stanno attrezzando e stanno partendo un po' ovunque. Mi risulta che siano partite soprattutto le medicine di gruppo, principalmente, che chiaramente hanno un'organizzazione migliore, quindi riescono a partire anche con tempi più veloci. In alcuni casi invece i medici sono andati nei nostri punti vaccinali, oppure come nel caso di Agordo hanno fatto anche un punto vaccinale a drive-in direttamente i medici di medicina. Però ogni azienda sanitaria sta interloquendo con i propri appunto medici di medicina generale del territorio per far sì che
si inizi ovunque, quindi in questa settimana credo che ci sarà anche una buona adesione, casomai cerchiamo di raccogliere dati e poi darvi anche rispetto che adesione dei medici in medicina generale ci sarà in questa settimana, però so insomma che stanno partendo. Noi, voi sapete, abbiamo già chiuso l'accordo con i specializzandi e stiamo invece ci stiamo confrontando con altre 2 professioni che sono disponibili e che sono state individuate in base al piano vaccinale nazionale per aiutare i nostri punti vaccinali, che sono gli odontodiatri e i specialisti ambulatoriali interni, SAI. E quindi con loro, con entrambi stiamo lavorando per capire la loro disponibilità e fattibilità ad entrare nei punti vaccinali. Molto più avanzata la questione con i specializzandi con le 2 università, ci sono circa insomma 1 migliaio di specializzandi a Padova e 350 più o meno a Verona e sono disponibili. Noi stiamo appunto già cercando con le aziende sanitarie di capire il fabbisogno per poi poterli distribuire soprattutto il fine settimana per questi. Altro discorso invece con le farmacie che incontrerò domani pomeriggio alle 2:30 l'incontro con le farmacie, sia per il discorso dei potenziamenti dei sistemi di prenotazione, sia anche per l'eventuale loro coinvolgimento nella campagna vaccinale, anche se poi deve seguire insomma anche degli accordi nazionali. Però con loro insomma ci incontriamo domani per definire un po' questi passaggi. Non mi risulta, insomma, non ci sono altre novità rispetto appunto a incontri oggi, insomma, non ci sono incontri in questo, almeno programmati per oggi, con il commissario Figliuolo o con gli altri, e quindi siamo in attesa anche di capire, insomma, se ci saranno indicazioni diverse. Io mi fermerei qui, se dite, non so se ci sono domande specifiche che volete che rispondo subito e poi lascerei la parola al dottor Rosi e nel frattempo vediamo se riesce a scendere anche il dottor Flor. Perfetto, allora cominciamo con le domande all'assessore Lanzarin, Tosato, Bonet e Vanzan per ora, Moscati e Parente. Assessore, buongiorno. Buongiorno. Dunque, il governo ha fatto sapere anche attraverso il Presidente del Consiglio di essere preoccupato per i ritardi delle regioni sul fronte vaccinale e ha detto che la volontà del governo è quella di aiutare le regioni attraverso anche la difesa e la protezione civile. Ora, dopo quasi 3 mesi di vaccinazione siamo a 203.000 persone che hanno completato il ciclo. Di questo passo l'obiettivo dell'immunità di gregge, non solo nel Veneto, in tutta Italia, ma insomma stiamo parlando del Veneto, sembra abbastanza lontano. Pensate di prendere in considerazione questa offerta di aiuto da parte del governo? Concordo sicuramente sul fatto che la famosa immunità di gregge è molto lontana, ma è dipesa e proporzionale al quantitativo di vaccini che abbiamo, perché se oggi non arrivavano gli 83.000 vaccini Pfizer, effettivamente era molto più difficile anche per alcune categorie che sono quelle che sono segnate, quelle vulnerabili eccetera, voi sapete insomma fare anche la vaccinazione e quindi è chiaro che dipende molto dall'approvvigionamento e dal numero di vaccini che noi abbiamo. Noi abbiamo aperto, voi lo sapete, diverse linee, allora i 58 punti vaccinali del Veneto con anche una programmazione che dovrebbe arrivare a 50.000 vaccini al giorno. Gli MMG che non sono comunque conteggiati in questo numero, le aziende con cui siamo abbastanza a un buon punto e pronti anche per partire con un quantitativo anche da dare alle aziende per la vaccinazione all'interno delle aziende e dei familiari che rientrano comunque over 60 come è stato detto ieri, quindi è chiaro che mettendo in moto tutte queste linee potremmo effettivamente aumentare molto, ma è sempre molto proporzionale al numero di vaccini che arrivano e quindi ci sono alcune aziende che stanno
in attesa dei vaccini per poter programmare per la settimana prossima i richiami tipo di Pfizer. Lei qualche giorno fa, più esattamente la settimana scorsa, ha attuato una ricognizione nelle ULSS dopo alcuni disguidi che erano stati segnalati. Con tutta franchezza, insomma, ha verificato, si è fatta un'opinione circa eventuali errori che possono capitare in uno sforzo così intenso, errori che vanno correttivi che vanno introdotti? Ma allora, sicuramente, guardate, siamo di fronte alla campagna vaccinale, alla maggiore campagna, più grande campagna vaccinale che sia mai avvenuta e che, insomma, ci auguriamo non avvenga neanche più, insomma, per il futuro. Quindi è chiaro che degli errori si sono fatti e degli errori continueremo a fare, cioè non ho nessun problema, ma è chiaro che si lavora ogni giorno con la contingenza, con l'urgenza, con le problematicità che possono essere più svariate. Quindi su questo credo che non sarebbe neanche giusto, ma non sarebbe neanche, cioè dire che non si possano fare errori o che comunque solo il fatto di cambiare, anche il piano vaccinale in continuazione, perché comunque ci sono stati i cambi dei piani vaccinali nazionali, quindi la riprogrammazione nostra, solo anche tutto quello che è successo, insomma, ricordiamoci rispetto all'inizio con AstraZeneca 55-65, poi il fermo, poi la ripresa, eccetera. È chiaro che questo ha comportato sicuramente dei problemi che poi li abbiamo visti. Le aziende, allora, abbiamo cercato di fare una ricognizione sulle singole aziende. Le aziende, ognuna ha cercato io credo, insomma, anche con onestà, di mettere in pratica quelle che sono le migliori pratiche o i meccanismi che hanno da sempre contraddistinto anche le campagne vaccinali di quelle aziende. C'è qualche azienda tipo che ha continuato e ha comunque mandato le famose lettere per tutte le corti, parlo tipo della mia azienda, la USL 7 Pedemontana, mi hanno confermato che hanno mandato e finiscono quindi l'invio con tutte le lettere, altri invece hanno sospeso, hanno mandato l'SMS o comunque chiamano gli anziani attualmente, altri con dei sistemi, eccetera. Quindi è chiaro e mi rendo conto che questo ha generato un po' di confusione, ma io credo appunto che vada anche visto nello sforzo che stiamo cercando di fare e con la rassicurazione, questo mi sento di dirlo, che anche coloro che non sono stati contattati verranno contattati e quindi recupereremo, anche se ci sono stati insomma dei problemi o comunque se ci sono state delle persone che sono state lasciate indietro, le recupereremo. Io questo mi sento di dire, mi sento insomma anche, visto che comunque poi tramite voi viene amplificato il messaggio, quindi ci possono anche essere state dei problemi di questo tipo e ripeto, è normale, umano in una gestione di questo tipo, in emergenza e con tutte le incognite che c'è stato, però recuperiamo e stiamo recuperando, insomma, quindi rassicuriamo da questo punto di vista tutti i cittadini. Mi è sfuggita la sua risposta all'offerta eventuale di aiuto da parte del governo. Ma oggi allora io non ho conoscenza, insomma, che ci sia questa possibilità, nel senso l'ho sentita anch'io, però ripeto, abbiamo tutta una serie di linee aperte che effettivamente un piano strutturato che credo insomma potrà portare sicuramente all'obiettivo che ci siamo prefissati. Grazie Filippo, tocca a Marco Bonet del Corriere del Veneto. Sì, Assessore, buongiorno. Buongiorno. Una domanda sulla scuola, anche se non è una sua diretta competenza, ma insomma, visto che anche lei prende parte ai tavoli, volevo capire se avete affrontato il tema della gestione della ripartenza della scuola. Allora, intanto da lunedì, nel caso in cui il Veneto dovesse risultare arancione, anche se solo per 3 giorni, che ovviamente sì, cioè, perché la norma, se non sbaglio, dice che in arancione automaticamente si riaprono se la regione non fa un'ordinanza restrittiva, e quindi se avevate affrontato questo tema. E poi eventualmente per il dopo Pasqua, invece, di lì in avanti. Prima domanda, poi vado con le altre. Con la prevenzione ne abbiamo parlato anche stamattina con la dottoressa Russo, stiamo cercando di predisporre delle linee per i possibili scenari e quindi sì, ne stiamo discutendo, ne stiamo parlando e quindi per essere pronti in base ai scenari a quelli che sono appunto i provvedimenti che dobbiamo adottare.
Ok, ma la volontà politica è di riaprire o no? Non ho capito questo. Cioè, Dipenderà dal scenario in cui siamo, chiaramente. cioè se fossimo in arancione si riapre. Ma allora si valuterà da un punto di vista sicuramente epidemiologico rispetto appunto se ci saranno, appunto, ricordiamoci che rimane comunque il discorso dei 250 e quindi c'è il discorso dei distretti comunque da valutare, quindi valuteremo da un punto di vista appunto epidemiologico in base a quelli che sono i criteri che dobbiamo adottare, però chiaramente dipendono molto dai scenari. Sì, infatti, no, è chiaro che, vabbè, non interloquisco con la collega. Andiamo avanti con le domande. E, allora, domande specifiche che mi arrivano dalla redazione. Allora, mi chiedono se avete iniziato a vaccinare di notte, come era stato paventato. Non mi risulta, cioè mi risulta che ci sono delle USL che hanno l'apertura fino alle 8, quindi sera inoltrata, ma non mi risulta che ci siano aperture durante la notte per il momento. Ok, è stata fermata la vaccinazione nelle carceri? Le risulta questo? Fermata? Sì. Non ne so nulla, Va non lo avanti. so. Ok. E poi mi chiedono di chiederle se lo stop ad Astra ha comportato un taglio delle dosi la scorsa settimana, visto che in alcune regioni è stato tra il 50 e il 70%. Il taglio degli arrivi delle dosi? Sì, cioè ne devono arrivare che non sono arrivate, ma meno rispetto, mi dicono i miei, di quelle previste. Ok. Però non vi so quantificare, eventualmente se abbiamo un numero ve lo diciamo. Sì, se anche fosse non possibile ho, avere magari una tabellina ricognitiva. non ho, però comunque ne arrivavano molto meno rispetto a quelle previste inizialmente. Okay. Però non vi so dire di quanto. Ok, grazie. Alda Vanzan del Gazzettino. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Senta, R con T, Sì. l'indice di trasmissione del contagio, avete dati? No, per non ho nessun l'andamento? dato. Voi sapete che di solito insomma il giovedì riusciamo a darvi un dato, oggi è martedì, quindi non Ancora abbiamo... prestino, va bene. Vaccini ai ricoverati, ci sono delle persone che sono ricoverate in ospedale, altre che vanno a fare assistenza. Mi chiedevano, ma anziché fare i tamponi, state valutando, ovviamente vaccini permettendo, forniture permettendo, di vaccinare i pazienti che sono lì, oppure sarà solo durante la dimissione, dopo la dimissione? Allora, oggi li vacciniamo durante la dimissione, iniziando dai 60 anni, mentre prima c'era solo gli over 80, no? Quindi abbiamo allargato dai 60 anni in su. Possiamo fare dei discorsi diversi, sempre vaccini permettendo, però oggi non è un oggetto, insomma, di discussione in questo momento con la prevenzione. Sempre sul fronte delle informazioni corrette ai pazienti, alle persone, ai cittadini e non solo anziani, i parenti degli oncologici, dei malati oncologici, c'è una direttiva regionale? Risulta che in alcuni centri o centri oncologici o ospedali o altro non sappiano nulla rispetto ai parenti, credo che andrebbero, chiedono se anche loro vanno vaccinati oppure se riguarda solo i trapiantati. Allora, sui trapiantati sono sicura, nel senso che era un'indicazione nazionale. Sugli oncologici non lo so, quindi non vorrei dire una cosa per un'altra e quindi creare aspettative, però quindi prendiamo nota e lo verifichiamo. Se nel piano nazionale è prevista la vaccinazione dei parenti o di chi assiste un oncologico. Mentre invece dei trapiantati sono state date indicazioni ai vari centri di vaccinare i parenti, quelli più stretti, quelli che vivono assieme con queste persone? Risulta di sì, mi risulta che sono stati anche vaccinati, poi se in qualche centro non sono stati vaccinati, probabilmente c'è stato qualche disservizio. Tocca a Moscati, Nuovo Terraglio. Sì, buongiorno Assessore. Mi scusi, io ho continue richieste per gli anziani dell'ULSS di Venezia, sotto Venezia, perché si è creato un grosso problema. Io ho provato a verificare personalmente tramite le prenotazioni attraverso il CUPO, attraverso l'altro numero che sono nel sito, perché avevo una persona più che centenaria che attendeva questa chiamata. Si ricorda che avevamo detto che anche i centenari, ecco, al suo parente stretto centenario, però sotto un'altra USL, sotto Treviso, era stata fatta la vaccinazione, mentre a questo sotto Venezia non è arrivato niente. Io ho provato a fare personalmente le richieste, cioè ho provato per 3 giorni, non ho mai preso la linea. In particolare, segnalano tutti, questo numero che c'è, ad un certo punto ti mette in coda quando tu arrivi alla terza, quarta posizione,
e ti dicono che sono troppe le chiamate e si interrompe. Un'altra segnalazione è che nella lista, appunto, sempre sotto c'è una discrepanza. Da una parte c'è scritto arriverà per lettera, dall'altra parte arriverà, bisogna fare la prenotazione online. Continuano ad arrivarci un sacco di segnalazioni, io continuo anche a fare la domanda, per dire la verità, perché l'ho già fatta anche la scorsa settimana, però sinceramente non ne veniamo fuori. Io capisco, però voi capite che queste sono domande specifiche di un'azienda sanitaria, quindi bisognerebbe porre la domanda all'azienda sanitaria, perché abbiamo provato, non il sono numero in non grado di risponde. rispondere puntualmente su un'azienda sanitaria rispetto appunto a modalità o un'altra modalità, quindi eventualmente prendiamo nota e ci facciamo noi portavoce, però sono troppo specifiche, quindi bisognerebbe chiederla direttamente all'azienda di riferimento. Va bene, Comunque grazie. prendo nota, come abbiamo fatto in altri casi, e proviamo a capire con l'azienda. Io quello che posso dire è che tutte le aziende stanno cercando di potenziare anche rispetto ai disservizi con i numeri verdi o con le informazioni, per cercare di andare incontro alle esigenze dei cittadini che chiamano, trovano occupato, comunque trovano dei servizi. Quindi su questo, insomma, le aziende stanno potenziando tutti i propri sistemi. Grazie. Grazie, tocca al collega Parente di Web Salute. Buongiorno Assessore, Buongiorno. Parente Web Salute. Io avrei una domanda in merito all'incontro che ha domani con i farmacisti, ok? Perché sul punto ci sono diverse perplessità da parte di alcune categorie professionali, in quanto i farmacisti non sarebbero, insomma, abilitati a poter somministrare o comunque inoculare il vaccino. Però pare che, insomma, da sia Fofi che Federfarma abbiano annunciato un netto passaggio di tutte quelle che sono, insomma, le competenze mediche anche ai farmacisti in caso di emergenza, come chiaramente sta avvenendo. Ecco, volevo sapere da parte sua se si ha qualcosa in merito, perché alcuni dicono deve esserci comunque il medico presente quando questo avviene nelle farmacie, invece pare che, insomma, si vogliano dare tutti gli incarichi, compreso dall'anamnesi sino alla firma della vaccinazione avvenuta interamente ai farmacisti. Se si ha qualche informazione in più in merito e come si intende gestire la situazione. Su questo l'abbiamo posto anche in Commissione Salute la settimana scorsa, perché questo è chiediamo insomma che ci siano delle indicazioni, perché è chiaro che ci devono essere delle indicazioni, come ci sono state insomma per altri protocolli. Non c'è ancora un protocollo nazionale sulle farmacie. Sapete che c'è stato il protocollo sui medici di medicina generale, sugli odontodiatri, sui pediatri di libera scelta, sui specialisti ambulatoriali interni, non c'è stato sulle farmacie. Le farmacie sono state incluse nel piano nazionale e io ho sentito ci sono dei colleghi che in qualche modo stanno cercando di arruolarli e quindi di interessarli, proprio perché ricordiamoci che in Veneto noi abbiamo 1400 farmacie, quindi una rete molto capillare. E anche in quei paesetti molto piccoli, insomma, di montagna, aree disagiate, insomma, diventerebbero un presidio molto importante. Dobbiamo capire bene, però le modalità non le sappiamo ancora noi. Oggi, se qualcuno parla anche di dei corsi di formazione che sono stati fatti per i farmacisti in alcune regioni, eccetera, l'incontro di domani anche con loro è proprio per chiarire con loro anche la disponibilità eventualmente e in che misura. Grazie, nel frattempo si è prenotato il collega Fois di Media Nord-Est. Buongiorno Assessore, Buongiorno. volevo portare la richiesta di una donna che è una malata oncologica, però di Aviano, dove però non fanno i vaccini. Lei vorrebbe farselo nella sua OS di appartenenza, che è quella di San Donà di Piave, quindi l'US 4, dove però dice che ancora non sanno niente. Se non mi ricordo male c'è stata... se ne era parlato recentemente di questo genere di problematica, vale a dire di chi è paziente in cura in un'altra regione. Ecco, come ci si deve regolare? Allora, noi vi abbiamo detto che abbiamo utilizzato come criterio per i centri di riferimento, pensiamo allo IOV, di vaccinare quelli che sono, anche se sono da fuori regione, che fanno capo a un nostro centro di riferimento sanitario. Come noi abbiamo utilizzato il criterio per i lavoratori fuori sede di vaccinare non solo il mondo della scuola in base alla sede lavorativa e non alla sede di residenza. Quindi noi abbiamo utilizzato fin dall'inizio questo criterio.
Altre regioni hanno utilizzato criteri diversi, ed è vero. La settimana scorsa, nel confronto che abbiamo fatto con le altre regioni, abbiamo detto allora va bene questo criterio, ma lasciamo la possibilità anche di vaccinarsi eventualmente nel comune di residenza, nel senso, se questa persona è residente a San Donà però si va a curare ad Aviano, può benissimo essere vaccinata a San Donà. Quindi adesso in questo caso qui il centro di riferimento sarebbe quello di Aviano, proviamo a capire tramite il suo medico di medicina generale, io penso che questa è la scelta, diciamo così, il percorso più semplice, può chiedere appunto la vaccinazione. Grazie. Io non ho altri iscritti per domande. Prego, Tosato, gruppo GEDI. È una segnalazione veloce, però credo che sia importante. È ancora una volta sui soggetti critici, cioè sui pazienti vulnerabili. Ci sono persone che segnalano la loro esclusione dall'elenco dei soggetti vulnerabili. In particolare ci sono ad esempio persone che soffrono di anoressia e dicono che non sono contemplate tra queste liste di priorità. Sono persone che soffrono di malattie specifiche, ad esempio la malattia di Crohn, che è un'infiammazione cronica dell'intestino, che in alcune regioni sono inserite, in Lombardia e in Friuli, e in Veneto no. Mi rendo conto che sono domande specifiche, però sono persone che vivono stati in angoscia, alle quali forse andrebbe... Allora, noi abbiamo recepito il protocollo nazionale e quindi non abbiamo aggiunto nessun'altra tipologia a quello che è il protocollo nazionale. È chiaro che se ci sono delle tipologie delle patologie che sono state escluse e che riteniamo, io eventualmente sentirò il nostro centro per le malattie rare, quindi facciamo eventualmente una ricognizione rispetto a quelle che sono inserite nel protocollo nazionale e quelle che eventualmente sono state escluse dal protocollo nazionale, se vale la pena insomma inserirle sempre su una fascia di vulnerabilità. Però ripeto, noi abbiamo seguito e riportato l'elenco del protocollo nazionale. Nel frattempo si è iscritto il collega Buoso dell'ANSA. Volevo solo sapere se c'è qualche aggiornamento sulla percentuale di copertura per fasce d'età del vaccino. Non ce l'ho, però possiamo eventualmente cercare di fare chiedere e poi vedere se riusciamo a trovare, a darvi un dato rispetto alla fascia di copertura per età, quindi over 80 piuttosto che sanitari, piuttosto che personale scolastico, eccetera. Provo a capire se insomma tra i grafici che ci sono... Perché adesso non vengono più forniti i dati. Cioè le tabelle sulle vaccinazioni che ci davate una volta, USL per USL, numero di dosi somministrate, vaccinate, fasce d'età, tutti i dati sulle vaccinazioni non ci vengono più dati. Ma prima vi venivano fornite USL per USL oppure a livello di azienda zero? No, avevamo una tabella USL per USL con le dosi, le somministrate. Okay, perfetto, adesso, allora... Per cui se si può vedere, se si può ripristinare. Il lavoro del dottor Mongiglio. Allora verifichiamo, va bene? Non lo sapevo, verifichiamo. Ok. Allora io direi lascio la parola al dottor Rosi che invece entra un po' più nello specifico, perché abbiamo parlato giustamente insomma molto di piano vaccinale, di quello che si sta facendo è chiaramente l'arma più importante che noi abbiamo oggi per sconfiggere il virus, ma siamo anche nel mezzo insomma di una nuova ondata che ci sta comunque coinvolgendo da un punto di vista anche sanitario di occupazione. Quindi lascio la parola al dottor Rosi che fa un po' la panoramica della situazione attuale. Grazie. Io vi do alcuni dati, poi li trovate perché Alberto vi gira i grafici, quindi anche se non vi mostro i numeri, poi li trovate corretti nel documento. Allora partiamo dagli ingressi giornalieri. Mentre noi a febbraio abbiamo sempre avuto un numero di ingressi, di nuovi ingressi, cioè di nuovi pazienti che entrano in terapia intensiva, che andava dai 5 agli 8-9 al giorno, a partire dalla
seconda settimana di marzo questo numero si è incrementato e adesso è stabile intorno ai 20 ingressi al giorno, con picchi anche superiori di 23, 24, anche 26 nuovi pazienti che entrano al giorno. Questo vuol dire che la media dei nuovi ingressi supera la media di quelli che dalla terapia intensiva escono, e questo vuol dire che la curva dei posti occupati sta salendo. Sta salendo in maniera non costante, nel senso che il numero non è lo stesso tutti i giorni, però l'andamento della salita è un andamento che è lineare, quindi vediamo dei giorni più 10, dei giorni più 4, comunque una crescita costante che è un po' meno ripida di quella che abbiamo osservato a ottobre-novembre, ma che comunque, se non cambia, ci porterà verso fine mese ad avere intorno a 300-310 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quindi un andamento che ha richiesto di aumentare i posti letto che sono operativi. Siamo arrivati oltre 600 posti operativi, questo vuol dire che negli ospedali Covid è tornato a pieno regime l'attività solo Covid, ma anche negli altri ospedali si inizia a dover ridurre le attività non essenziali per liberare il personale per le terapie intensive. Ovviamente questo è più complicato che la prima volta, perché dobbiamo anche liberare il personale per sostenere la campagna vaccinale, quindi uno stress ulteriore sulle strutture ospedaliere. Vi ricordo che più volte abbiamo sottolineato il grande carico di lavoro che c'è nell'area critica e nel personale che lavora nelle terapie intensive, nelle subintensive e nei pronti soccorsi. Comunque al momento stiamo continuando, grazie all'incremento dei posti letto operativi, stiamo mantenendo un margine di circa 90 posti letto liberi al giorno, che ci consente di essere tranquilli sul fatto che non dovremo affrontare delle criticità per la collocazione dei pazienti. In questo momento non ci sono trasferimenti fuori provincia e quindi le province stanno gestendo il carico di pazienti che arriva. Siamo andati a analizzare qualche differenza, perché poi ogni volta che riparte l'epidemia partono dichiarazioni tipo questa volta è più grave, vediamo pazienti più critici, sono più giovani, eccetera. Allora, siamo andati un po' a fare due conti su questa cosa. La prima sul discorso della suddivisione per fasce d'età, che è sostanzialmente omogenea, con un unico grande cambiamento, che c'è una riduzione molto importante degli ultraottantenni. Quindi gli ultraottantenni che nella prima ondata erano molti di più, però già nella seconda ondata erano oltre il 5%, adesso sono dimezzati. Quindi siamo intorno al 2,5% dei ricoveri sopra 80 anni. E questo è sicuramente una conseguenza del fatto che c'è la vaccinazione. Sono invece aumentata la fascia tra i 60 e i 69 anni. Quindi oggi noi abbiamo un 2,5% di ultraottantenni, un 37% nella fascia 70-80 e altrettanto 37% nella fascia 60-69. Rimangono il 15% sotto, tra i 50 e i 59 e rimane un 7% sotto i 50. Questi ultimi due dati sono stabili. Quindi, in sintesi, riduzione degli ottantenni, aumento dei sessantenni in terapia intensiva. Per quanto riguarda la percentuale dei pazienti in terapia intensiva, rimane costante fra l'11 e il 12% dei ricoveri ordinari. Questo è un dato costante, poi nel dato che vi daremo vedrete anche la forte differenza che c'è rispetto all'ondata di marzo, ma questo è un dato che avevamo già visto. La percentuale di ricoverati in terapia intensiva sul totale dei positivi è lo 0,58%, quindi restiamo sul valore intorno a 1 su 200. Ultimo dato. Era stato riferito che i pazienti arrivavano in pronto soccorso più gravi e quindi da casa finivano direttamente in terapia intensiva. In realtà questo
è una cosa che avevamo già visto in ondate precedenti, e addirittura in questo caso non è vera, anzi quelli che arrivano da casa e vanno già in terapia intensiva sono meno, sono solo il 30% che entrano lo stesso giorno del ricovero, contro il 60% della seconda ondata, e poi c'è un 40% che entra nei primi 3 giorni, l'85% entra nella prima settimana. Quindi la prima settimana l'85% dei pazienti di terapia intensiva che ha bisogno di terapia intensiva entra. Ce ne sono alcuni che entrano anche dopo 1 o 2 settimane, ma sono meno. Questo non è diverso dal solito. Quindi, in sintesi, non vediamo grandi differenze rispetto alla seconda ondata, se non il fatto che c'è una crescita un po' meno ripida, e questa crescita comunque è chiaramente preoccupante per l'impegno e anche per le conseguenze cliniche, perché sapete che la mortalità in terapia intensiva, la mortalità è elevata, anche se gli ultimi dati che abbiamo elaborato ieri con l'Università di Padova ci dicono che questa mortalità è un po' in discesa, cioè che più pazienti si salvano in terapia intensiva. Probabilmente questo è anche legato in parte alla riduzione dell'età media, ma in parte anche a terapie che riescono a essere più efficaci. Sapete che le terapie sono terapie che trattano le complicanze, perché per il virus non c'è una terapia specifica. Io mi fermerei qui, poi se avete... Se ci sono domande per il dottor Rosi, si è prenotata Moscati, poi Bonnet e poi Prigioni. Sì, buongiorno dottor Rosi. E io le chiedevo questo, si è parlato, diceva adesso proprio di terapie. La gente si aspettava che, visto e considerato che sono arrivate quelle nuove cure con gli anticorpi monoclonali, questo intervenisse nell'esito del ricovero in terapia intensiva, perché se lei dice che i ricoverati sono, nella stragrande maggioranza, entrano nella prima settimana di positività, l'85%, la cura dovrebbe essere fatta proprio nella prima settimana. A questo riguardo, se ci può dire qualcosa in questo senso. Sì, no, chiariamo una cosa: quando io parlo di prima settimana intendo prima settimana dal giorno di ricovero, quindi non ha a che fare con la durata della positività. Mi scusi, ecco, questo dato io non ce l'ho e non l'ho analizzato. Okay. Comunque, per quanto riguarda i monoclonali, la somministrazione è appena cominciata, è un po' presto perché possiamo vedere una riduzione. Parliamo tra l'altro di numeri che, io ho sempre detto, c'è questo aspetto che da un lato i numeri, quando parliamo di decessi, sono numeri alti, però parliamo comunque di numeri che statisticamente sono molto piccoli, per cui diventa difficile capire cosa è significativo e cosa no. Noi vediamo delle fluttuazioni, non sappiamo se sono dovute al caso statistico o se ci dimostrano effettivamente un trend, una variazione. Quindi quando si parla di 20.000 ricoveri è un discorso, se parliamo di 3.000 è molto difficile capire come stanno evolvendo, perché questa è un'osservazione che richiede tempo. I numeri diventano sicuri quando hanno una certa dimensione. Possono essere suggestivi, ma prima di trarre una conclusione definitiva ci vuole tempo. Grazie. Marco Bonnet, poi Antonella Prigioni. Sì, voi quindi mettete in correlazione la discesa delle persone over 80 in terapia intensiva con la vaccinazione? Questa è la risposta? Diciamo che secondo il rasoio di Occam è la cosa più probabile. È chiaro che noi adesso abbiamo vaccinato tutte le RSA, l'incidenza di ricoveri di RSA è crollata e di conseguenza c'è sicuramente una popolazione che è meno sensibile al virus, sulla quale vediamo meno ricoveri. Antonella Prigioni. Buongiorno, diceva che la percentuale di chi perde la vita in terapia intensiva si è ridotta, mi pare che fossimo al 50%, ora si può ipotizzare una percentuale, avete fatto un calcolo?
allora il 50% era comunque una percentuale molto grossolana. La riduzione, se c'è, è di 2-3 punti percentuali. Anche qui torniamo al fatto che magari sembrano pochi, però se poi la riportiamo a 1000 diventano molti sopravvissuti. Però ecco, questo sembra una tendenza, non è ancora un dato certo consolidato, perché poi questi dati hanno per definizione un margine statistico. Se noi prendiamo il dato centrale sembra favorevole, però il margine potrebbe anche essere che in realtà non è cambiato niente, quindi lo sapremo più avanti. Grazie. Allora il collega Fois, poi Vanzan. Sì, era una cosa rapidissima sui ricoverati in terapia intensiva. Ha detto che la media è attorno al 12% per il Veneto, ma il dato di Padova continua a essere molto più alto rispetto al resto della regione. Mi sembrava fosse sul 25% addirittura. Era il 22 quando l'abbiamo fatto l'altro giorno, però ecco, c'è un dato su Padova e su Verona in cui abbiamo una percentuale di pazienti più elevata in terapia intensiva. Sull'azienda ospedaliera ci può essere anche un problema che, proprio perché l'azienda ospedaliera il case mix è più grave, quindi che diciamo l'azienda ospedaliera, facendo riferimento per tutta una serie di specialità, ricovera pazienti più critici rispetto all'azienda ULS. Questo è un dato che può spiegare una differenza. Poi, ripeto, anche qui torniamo al fatto che il dato puntuale magari è frutto solo della casualità, cioè frutto del fatto che in questo momento fotografiamo un evento che poi nel giro di una settimana si riassorbe. Sono ancora numeri, ripeto, sono dal punto di vista statistico numeri piccoli e quindi è facile che abbiano degli errori statistici, che magari ci sembri che una realtà è completamente fuori scala, ma poi andiamo a vedere il giorno dopo la provincia di Treviso si avvicina molto. Quindi cioè, al di là del fatto che analizzeremo tutti i dati, in questo momento non è detto che questa variazione resti così o che abbia un motivo particolare. Alda Vanzan. Dottor Rosi, buongiorno. Quindi da quello che lei dice non ci sono grandi variazioni rispetto alla seconda ondata, è un po' come ottobre, novembre, dicembre? Sì, la differenza è che la crescita è un pochino più tranquillizzante, cioè non sale in maniera verticale, ma la curva è un po' più piegata. Questo fa sì che i letti occupati crescano meno perché le entrate sono più compensate dalle uscite. Se avessimo una salita più ripida, ovviamente sarebbe più difficile da gestire. Ovviamente noi speriamo che la curva si appiattisca. Adesso da 2 o 3 giorni sembra di poter ipotizzare un flesso, però insomma, non siamo in grado di fare una previsione attendibile. Le previsioni che fa l'Università di Padova passano da 200 a 300 a fine mese, quindi un range veramente ampio. L'altra domanda, dottor Rosi, riguarda invece l'organizzazione degli ospedali. I Covid fanno solo Covid, quindi Jesolo, Sacro Mille e compagnia cantante. Sì. E negli altri c'è una contrazione dovuta anche al fatto che il personale deve essere impiegato per le vaccinazioni, oltre che per l'aumento dei posti letti in terapia intensiva. Che tipo di attività sono state ridotte o saranno ridotte? Allora, è stato lasciato alle aziende la possibilità di operare in modo da ridurre quelle attività che creano meno disagio in base a tutta una serie di fattori, incluso per esempio anche le liste d'attesa. Quindi non siamo andati a dettagliare cosa va chiuso. Ogni azienda sta facendo le riduzioni che servono per preservare il più possibile, per creare meno danno, insomma, con la riduzione. E per il momento comunque la riduzione non è una riduzione drastica come c'era stata a ottobre, tant'è che se vedete il numero delle terapie intensive ordinarie non Covid siamo ancora a quasi 300 letti occupati, mentre nella fase di massima criticità il valore che prevediamo di occupare è al massimo 200, quindi non stiamo ancora vedendo grandi effetti di riduzione dell'attività. Chiaro che questo fine settimana e la prossima, se l'andamento è quello, bisognerà necessariamente fare quello che è stato fatto già a ottobre-novembre.
Grazie Alda. Chiede di intervenire Tosatto. Sì, dottore, buongiorno. Diceva che prevedete un possibile aumento fino a 300-310 ricoveri in terapia intensiva a fine mese. Allora, l'ascesa della curva dagli indicatori che avete, fino a quando si protrarrà? Cioè, quando è che immaginate una stabilizzazione che preceda poi finalmente la discesa? Domanda facile, vero? No, vabbè, la risposta è semplicissima. Quando calano i positivi, cala anche la curva. La curva, come abbiamo già avuto modo di dire qui, è strettamente collegata all'andamento dei positivi. Finché i positivi continuano a crescere con questa entità, ci ritroviamo con un numero di ingressi in terapia intensiva che supera le dimissioni. E quindi la previsione che abbiamo è al 30 marzo, perché oltre quella non andiamo, perché non è possibile farla. Se il 30 di marzo continueremo ad avere questi numeri positivi, andremo anche a 400. Se il numero di positivi invece da qui fine marzo inizia a calare, vedremo che non raggiungeremo i 300, ma resteremo sotto. Non è che si sia sbilanciato molto. Vi lascio che si sbilancino quelli che vanno a fare gli oracoli in televisione. Voi sapete che vengo qui a portarvi i numeri e su quelli ragioniamo. Andare oltre quello che possiamo ricavare dei numeri sono opinioni personali che per me non contano nulla, indipendentemente da chi le porta. D'accordo. Grazie. Fois per il dottor Rosi. Proprio per tirare le somme, perché il dottor Rosi ci ha dato un quadro piuttosto ottimistico, soprattutto considerando quello che accade in altre zone d'Europa. Voglio dire, per esempio la Germania ieri ha deciso il lockdown più duro da quando è iniziata la pandemia e Angela Merkel ha parlato di un virus più letale, più contagioso e sostanzialmente molto più grave rispetto alla prima ondata, mentre i numeri che lei ci sta dando ci dicono che siamo addirittura lievemente sotto quella che era stata la prima ondata, per cui in una situazione completamente diversa rispetto agli altri. Intanto, anche l'incidenza della variante inglese di cui ci si preoccupava molto, quindi non c'è stata. No, intanto direi che non è che sono ottimista, perché sennò poi il dottor Flor dice che sono... è che parto dal principio che ragioniamo sui numeri. I numeri in qualche modo sono freddi, non è che... Allora, sono preoccupato perché, come vi ho detto, se l'andamento continua, il tetto di 400 potrebbe anche essere sfondato. Però non vediamo situazioni più critiche. Sappiamo per esempio che l'Emilia Romagna ha avuto un grosso incremento di occupazione di posti letto a terapia intensiva fra la seconda e la terza fase. Noi in questo momento non siamo in grado di dire se andremo oltre i 400, perché torna al discorso che tutto dipende da quante pazienti si infettano. Oggi come oggi la prospettiva è quella di arrivare a quei numeri, ma che sono numeri estremamente importanti. A 300 ricoverati in terapia intensiva sono un numero decisamente critico per l'attività ospedaliera, per chi lavora nell'assistenza, per quello che ci tocca ridurre in termini di pazienti che non vengono curati per altre patologie. Quindi non è che voglio darvi l'impressione di sottovalutare la cosa, è una situazione veramente critica, solo che sono abituato a ragionare pensando a quello che si può fare e a quello che dobbiamo fare. In questo momento la situazione è tranquilla dal punto di vista della gestione, non è che qui siamo preoccupatissimi di non riuscire ad assistere, è uno schema che abbiamo già vissuto, che sappiamo come gestire, però è sicuramente, se non ci preoccupa dal punto di vista operativo, ci preoccupa in generale dal punto di vista della condizione della sanità. Sì, se posso su questo, è chiaro che questo dipende molto dai comportamenti delle persone, dai nostri comportamenti, quindi dobbiamo essere ancora molto attenti, molto responsabili e speriamo superare anche questo momento. Questo
ci aiuta anche molto, anche rispetto alla campagna vaccinale che va in parallela a quella che è l'occupazione o comunque l'impatto che può avere appunto sul sistema nostro sanitario. Bene, se non ci sono altre domande per il dottor Rosi, assessore Sì, no, lascerei sì. il dottor Flor che è arrivato, che quindi fa un po' il punto sui vaccini, visto che lui ha sicuramente le ultime informazioni rispetto agli arrivi, insomma, che sono stati previsti, che sono previsti, quelli già arrivati, l'ho anticipato anch'io che sono arrivati le 83.000 questa mattina di Pfizer, però anche rispetto, insomma, al resto dei vaccini e quindi a come sta procedendo. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, allora confermo che il quantitativo di Pfizer è arrivato oggi alle 11, quindi domani vaccineremo, continueremo a vaccinare i richiami e anche a fare nuove prime dosi, soprattutto negli ultraottantenni. Stiamo mettendo a punto anche un pochino una prospettiva per essere sicuri di arrivare alla prossima fornitura vaccinando il maggior numero di persone possibile. Allora, i ragionamenti sono tre e sono i 3 vaccini oggi disponibili. Oggi è arrivata la fornitura, noi avremo vaccini per vaccinare i richiami più nuove dosi fino a martedì prossimo. Se il martedì non arriva il richiamo, il mercoledì è a rischio, non arriva il rifornimento, il mercoledì è a rischio il richiamo, lo faremo il giorno dopo, insomma non è che per un giorno non succede nulla. Questo è perché vogliamo vaccinare il maggior numero possibile di persone il prima possibile. Non teniamo una scorta bassa. Stamattina noi siamo partiti con 6.000 dosi di vaccino Pfizer. Quindi voi capite, oggi li consumeremo tutti di sicuro quelli che avevamo. Siamo partiti con un po' più di Moderna perché sono arrivati Moderna con un giorno di ritardo. I 30.000 che dovevano arrivare sono arrivati con un giorno di ritardo. Molti di quelli erano già destinati ai richiami e li utilizziamo sempre nei pazienti fragili e nei pazienti ultraottantenni. Quindi anche con questi facciamo richiamo e facciamo prime dosi, ci teniamo una scorta un pochino più alta perché Moderna non è che sia proprio famoso per la puntualità. Noi lo aspettiamo di domenica non arriva, magari arriva lunedì o martedì. Però anche con questo noi ci teniamo una riserva che è di un paio di giorni dopo la dose, dopo la giornata prevista. Questa settimana non abbiamo consegne di Astra e quindi per martedì prossimo praticamente andremo ad esaurire i 55.000 dosi di Astra che abbiamo in casa, e in modo da arrivare anche questo con qualcosina per il giorno dopo teniamo. Su questo cercheremo anche di anticipare il più possibile, non è che lo diluiamo necessariamente su tutti i giorni, possiamo. Allora, i numeri che vi ho dato dicono che noi dobbiamo fare poco più di 25.000 vaccini al giorno, da oggi a martedì prossimo compreso, per favorire alcune situazioni di accompagnamento di familiari alla vaccinazione. Cercheremo di incrementare le vaccinazioni il sabato e la domenica, dove tutte le aziende vaccineranno, e quindi stiamo anche dedicando un pochino di più spazio a quelle fasce deboli che hanno bisogno magari di accompagnamento, che hanno bisogno insomma di sostegno durante la vaccinazione. Questo è un pochino il calendario delle vaccinazioni. Volevo darvi 2 o 3 informazioni di tipo organizzativo. È già stato annunciato che in alcune aziende già da domani, in alcune da venerdì, in tutte comunque dal 1° aprile, avremo un unico sistema uguale per tutti per la prenotazione.
che non è l'unica strada, perché quelli che sono già prenotati, quelli che hanno già un appuntamento, quelli che sono già stati contattati, non è che viene messa in discussione la loro prenotazione, però avremo una stessa piattaforma per tutta la regione, per cui dal singolo cittadino fino al medico di medicina generale, piuttosto che la farmacia, piuttosto che un'associazione di malati, potrà prenotare, ovviamente scaglionando. Voi sapete che chi ha questo sistema, che è quel sistema per cui immaginiamo che chi si prenota si presenti, sottolineo, immaginiamo che chi si prenota si presenti, perché quelli convocati con lettera, noi l'abbiamo convocati, ma non sappiamo, magari ci dicono che non hanno ricevuto la lettera, oppure l'hanno vista in ritardo, oppure non volevano. Allora noi vogliamo immaginare che chi si prenota poi si presenti, qui avremo anche più certezza nel destinare anche i vaccini, nel prepararci, nell'organizzazione, perché voi sapete insomma che quando un centro vaccinale, anche di una piccola URSS, in un giorno si prepara per 2000 persone, c'è un'organizzazione che non è quella di farne 200. Se qualche centinaio di persone non si presenta, noi abbiamo qualche squilibrio. Posso dirvi però finora che non abbiamo perso una sola dose di vaccino, nel senso che non abbiamo dovuto buttare via vaccini perché qualcuno non si è presentato. Io sono molto più preoccupato e lavoro molto di più per garantire la vaccinazione alle persone a cui non riusciamo ancora a garantirla, anche per il numero di vaccini che abbiamo, piuttosto che di qualcuno che non si presenta, anche se francamente insomma la defezione dalla vaccinazione legata a opinioni sulla qualità di un vaccino mi lascia un po' perplesso, insomma, no? Chiunque sia quello che ha le perplessità, perché chi ci dà le garanzie su tutto il resto dei farmaci, su tutto il resto delle sostanze che noi assumiamo e che compriamo in farmacia. L'autority una è quella, detto che questo vaccino assolutamente è da utilizzare e che non si corrono rischi particolari. Quindi io vorrei che questo venisse rimarcato, che non è l'opinione di uno scienziato, di una scuola o di uno che parla perché ha un microfono davanti, ma è l'opinione che l'autority garante per tutta Europa ha dato a tutti gli europei. E quindi vorrei dire, noi continueremo a vaccinare e ad offrire Astra nelle misure in cui ci viene dato. Adesso mi pare di aver sentito che forse quel temuto taglio di vaccini non si verificherà. Abbiamo una prospettiva, insomma, dove da aprile andremo ad avere dosaggi importanti di vaccino Pfizer e anche di vaccino Astra, e quindi potremo estendere la platea dei vaccinati, perché questa è la strada verso la quale stiamo andando. Se volete qualcosa di particolare. Ci sono domande per il dottor Flor? Sì, Tosato, Bonnet, Vanzan per ora. Nei giorni scorsi lei si era molto imbizzarrito per le rinunce al vaccino da parte di categorie prioritarie. Come sono le tendenze adesso, negli ultimi giorni, diciamo? Avete avuto ancora defezioni oppure... Io non è che mi sono imbizzarrito. A me è stato chiesto cosa penso di chi rifiuta di vaccinarsi, e ho espresso quello che pensavo e non mi sono rivolto, l'ho detto in terza persona e posso anche ribadirlo. Trovo imbarazzante e anche vergognoso che delle persone che si possono vaccinare senza dir niente rifiutino il vaccino, mentre abbiamo migliaia di persone che tutti i giorni ci chiedono di essere vaccinate per poter lavorare, per poter fare una vita normale, per poter essere più tranquilli nel rapporto con i loro familiari anziani, per poter essere in un ambiente sociale
essere vaccinati. Il problema noi che abbiamo oggi, abbiamo infinite categorie di persone, ma mi viene da dire un numero molto alto di persone che ci chiede quando noi possiamo essere vaccinate. Io ho ricevuto e ricevo tuttora decine di richieste dove posso portare i miei genitori, li porto in qualunque posto vaccinatevi, no? Ecco, allora questo è imbarazzante pensare che noi abbiamo questa richiesta di vaccinazione e abbiamo delle persone convocate che non si presentano nemmeno per lo stesso vaccino. Per lo stesso vaccino. Allora, voi chiamatela come volete, io credo che ci sia una responsabilità e un senso civico che bisogna mantenere, perlomeno che chi è convocato comunichi: guardate che non mi presento. Vi pare serio che dobbiamo convocare 3, 4, 5, 600 persone più in un punto vaccinale perché non sappiamo se qualcuno si presenta e poi magari dire no? Allora, ci sono delle categorie che hanno chiesto di essere inserite tra il personale con priorità da vaccinare e poi di queste categorie qualcuno rinuncia. Mi sembra poco serio. Comunque mi pare che il livello di mancata adesione sia molto molto calato e credo che si stia un po' scemando anche questa idea di quale tipo di vaccino piuttosto che un altro. Vorrei ricordarvi che, riferito al vaccino Astra, noi ne abbiamo somministrato decine e decine di migliaia. Non mi risulta che abbiamo avuto inconvenienti. Quindi io non è che mi rifaccio a dati degli altri, mi rifaccio a quello che è successo in Veneto. Noi stiamo andando verso le 100.000 somministrazioni in diverse fasce d'età. Non mi risulta, poi non abbiamo comunque nessuna indicazione, salvo il discorso della vulnerabilità che è puntualmente declinato, a utilizzare un vaccino piuttosto che l'altro. Ok, Marco Bonnet. Sì, dottor Foro, due domande. La prima, rispetto a questo tema di AstraZeneca, abbiamo capito il nodo degli insegnanti e delle categorie dei cittadini, però da medico lei come giudica anche le critiche che vengono mosse, le perplessità da alcuni scienziati? Non voglio andare sul vago, l'immunologa Viola, che è molto seguita, molto seguito sui social network, anche oggi continua a esprimere perplessità su AstraZeneca, con ciò ovviamente generando dubbi nelle tante persone che la seguono. Lei che cosa ne pensa di questo? Prima domanda. Non ho un'opinione in merito e non sono uno scienziato del settore. Va bene. Seconda domanda, il tema del magazzino. Volevo capire questo, cioè mi risulta che lei avesse fatto una circolare alle USL dicendo non fate più magazzino, quello che abbiamo è sufficiente, usate le dosi che arrivano per vaccinare. E mi corregga se sbaglio ovviamente, e se non sbaglio questa è anche l'indicazione che è arrivata dal commissario Figliuolo, cioè vaccinare e non fare più magazzino. Però nelle classifiche di somministrazione nazionali noi continuiamo a vedere il Veneto sempre in coda perché c'è sempre questa forbice del circa il 30%, 25% di non somministrato, e anche ieri il presidente Zaia ci ha detto ma noi lo facciamo perché facciamo magazzino. Allora volevo chiarire un po' questo tema del magazzino, si sta facendo, non si sta facendo? Guardate, noi a gennaio abbiamo rischiato di non somministrare il richiamo perché avevamo consumato tutto. A febbraio abbiamo fatto un importante magazzino di 3 settimane. Avevamo accumulato il richiamo per tenere a magazzino il richiamo di tutti quelli che avevamo vaccinato. Oggi stiamo andando verso lo smaltimento del magazzino. Se avete visto, noi oggi avevamo un magazzino praticamente zero di Pfizer, avevamo un magazzino praticamente zero di Moderna. Moderna ci terremo qualcosa, ma sono numeri molto piccoli. Ci è rimasto un magazzino di Astra per 2 motivi. Astra c'è stato fermato la vaccinazione per 4 giorni, mentre con gli altri siamo andati avanti, e sul nostro magazzino di Astra grava anche una quota di dosi che sono sequestrate. E quindi voi capite che se noi abbiamo un magazzino di 60.000 e 25.000 sono sequestrate, il nostro magazzino è un magazzino che appare gonfio, ma gonfio non è. L'obiettivo che abbiamo è comunque quello di arrivare nel corso di questa settimana ad avere un magazzino
in linea con quello che dice il commissario. E Quindi, quindi, chiedi campo, ma cosa è quindi- successo nel frattempo? È successo nel frattempo che mentre a gennaio forse un po' più inesperti, ma viaggiavamo comunque a vista sulla fornitura, noi oggi abbiamo una scheda ufficiale di fornitura fino a fine aprile e quindi non è che abbiamo l'incertezza di non avere la fornitura. Poi se la fornitura non arriva, guardate, per un giorno non succede niente. Invece di fare il 21esimo faremo il 22esimo, non succede assolutamente nulla, però abbiamo una fornitura e abbiamo peraltro una fornitura. Ricordo che siamo passati da 56.100 a 83.000 oggi, avremo 83.000 la settimana prossima e da quella dopo andremo a 120.000 di Pfizer. E questa settimana non abbiamo Astra, ma la settimana prossima ne abbiamo 100.000. E quindi ci muoviamo con un po' più di sicurezza, perché abbiamo visto che le scadenze di fornitura vengono rispettate, ci è stato garantito che sono rispettate e sono forniture in crescita. Quindi anche per questo ci sentiamo insomma un po' più tranquilli nell'arrivare a magazzino zero. Con Astra poi in particolare che ha il richiamo a 4 settimane. Ecco, poi sul tema di quel cosa deve esserci anche a 12 settimane, sì, a 3 mesi. Sul tema deve esserci anche, perché guardate, noi negli ultimi 15 giorni abbiamo i dati di somministrazione, c'è una regione che mi pare sia il Lazio, ha somministrato 310 dosi ogni 100.000 abitanti, noi ne abbiamo somministrate 308 e siamo i secondi per numero di dosi somministrate riferite a 100.000 abitanti. Quindi la nostra campagna sta andando avanti bene, dobbiamo perfezionare alcune cose sull'aspetto dell'organizzazione, anche della logistica. Adesso voi sapete che solo Pfizer consegna i punti vaccinali, sul resto abbiamo concentrato in un unico punto regionale e siamo in grado oggi di distribuire alle singole aziende anche a consumo, oltre che a programmazione e attività. Quindi stiamo anche tirati perché tutti possono vaccinare fino all'ultimo. E anche Figliuolo vi garantisce eventualmente una rete con il commissario, cioè nel caso in cui ci dovessero essere degli improvvisi cali di fornitura a livello nazionale, è comunque garantito il richiamo? Sono in grado di darvi questa garanzia oppure ogni regione deve arrangiarsi da sé? Allora, avere un piano di rete nazionale va bene, ma non è per dare garanzie ai furbetti. Ognuno deve essere serio e avere una programmazione sui numeri che sono stati attribuiti, perché c'è anche una questione di correttezza nei confronti interregionali. Non è che perché allora cosa facciamo? Uno si mette ad accelerare e poi chiede di avere più vaccini. Noi programmiamo la vaccinazione per mettere tutti nella condizione di vaccinare ed arrivare vicini al momento della fornitura con un magazzino praticamente zero. Questo è il nostro obiettivo. E se riusciamo ad anticipare di qualche cosina, perché vi dico, noi adesso vorremmo con la programmazione delle forniture riuscire a programmare un consumo delle dosi per gli ultra ottantenni, in modo quasi un magazzino virtuale futuro per garantire a tutti gli ultra ottantenni la vaccinazione man mano che ci arrivano i vaccini, in modo poi da poter aprire anche su altre fasce e su altre categorie. Alda Vanzan. Buongiorno dottor Flor, quindi l'obiettivo è magazzino zero e vaccinazione a nastro? Sì, guardate, io penso che avendo deciso di potenziare molto il fine settimana per favorire anche questo accesso di alcune categorie di persone, abbiamo un target di un po' più di 23-24 mila vaccini al giorno e questi cercheremo di fare, insomma. Tra i 20 e i 25 mila vaccini al giorno noi restiamo martedì prossimo con magazzino con bassissima giacenza. Martedì comunque ci teniamo la dose per vaccinare i richiami. Le prime dosi può darsi che le finiamo prima.
Quella di rassicurare le persone che hanno già fatto la prima dose e che avranno il richiamo penso sia fondamentale, perché lei dice un giorno di ritardo non cambia niente, magari però si fanno prendere un po' dall'ansia. Allora dovrebbe accadere quello che non è. No. Le forniture hanno raggiunto certezza, dove abbiamo un po' di incertezza sui tempi di fornitura è con il vaccino Moderna, e lì ci teniamo una riserva un po' più grande. È confermato che entro la prima settimana di aprile contate di fare almeno la prima dose agli over 80, oppure si potrebbe andare a metà aprile? No, io credo che entro la prima settimana di aprile ne resteranno davvero pochi, e potrebbe essere il caso di qualche situazione forse più domiciliare che non di altro tipo. Ma Poi si procederà scalando, cioè poi andremo poi ci saranno le chiamate per classe, no? Cioè si andrà in fase anagrafica, certo. quindi finiti gli anziani, i grandi nonni, passiamo avremo anche la seconda dose per loro, perché noi facciamo la prima, ci impegniamo a fare la prima somministrazione, ce ne sono altrettante di seconda somministrazione, oggi ne abbiamo. Sì, ma non è che stiate fermi con le altre categorie, cioè con le altre classi di età, se arrivano i vaccini cominciate anche con i 79 anni. Tutti. Esatto, quindi chiamerete per classi di età. Certo. Dall'alto al basso, chi ha 79 anni, 78, 77, 76, 75, via di La questo prima passo. fase faremo dai 75 ai 79 con la medicina generale. Abbiamo già predisposto che, ad esempio, negli ospedali, all'atto della dimissione, secondo il piano anche che è quello del commissario, partiamo con i sessantenni dai 60 ai 79. Prego? Sì, quelli che dimettiamo. Quindi se al uno momento si della rompe un dimissione. No, ricovero. Ricovero. Una martellata sul dito. E poi invece l'ultima cosa, lei non è stata sprecata neanche una dose, ha detto, di AstraZeneca, con gli insegnanti che hanno rifiutato, che non si sono presentati. Non abbiamo il numero di dosi che avevamo corrisponde al numero di vaccinati. Avete, per quanto riguarda i riservisti, avete pensato qualcos'altro oltre a chiamare con un giorno di anticipo le persone dicendo ma tienti pronto che forse ti chiamiamo un po' prima? C'è un'altra ipotesi? No, al momento non abbiamo ipotesi noi confidiamo ancora che chi ha l'opportunità di essere vaccinato si presenti alla vaccinazione. In alcuni casi abbiamo convocato un po' più di persone e poi le abbiamo vaccinate. Ieri qualcuno ha vaccinato più persone di quelle che aveva programmato, perché ne aveva chiamate di più, e non li abbiamo rimandati a casa, li abbiamo vaccinati. C'è ancora una domanda del collega Parente. Buongiorno dottor Floro, salve. L'INTG alla salute della Commissione europea avrebbe annunciato che i ritardi legati ad AstraZeneca possono essere collegati al fatto che l'azienda produce in uno stabilimento su 5 di quelli previsti dall'accordo con l'UE. Lei ha parlato di oltre una settimana di ritardo nella consegna delle prossime dosi. Crede che tutto questo sia legato anche a questo fattore? Ne sapete qualcosa? No, ma avevamo notizie di riduzione della fornitura, che poi mi pare sono rientrate, perché almeno con noi parlo Italia, Astra ha detto no, manterremo le forniture previste, così come ha fatto Pfizer e così come mi risulta abbia fatto anche Johnson & Johnson, quindi i presunti tagli alla fornitura che ci facevano temere rispetto ai tempi di copertura nazionale mi pare che in questo momento siano rientrati. Poi sulle sedi di produzione mi astengo. No, perché sempre dall'UE, insomma, hanno minacciato assieme agli Stati membri chiaramente di voler intervenire e solo nei confronti di AstraZeneca, perché sarebbe l'unica a causare dei gravissimi ritardi. Ed eventualmente, insomma, poi era notizia del fine settimana che l'UE aveva annunciato di voler agire anche con i sequestri eventualmente delle dosi. Questo non so quanto sia possibile. Ma mi pare che qualcuno abbia già detto chiaro e tondo che prima si tengono le dosi in Europa e poi si esportano, e che questo sia stato fatto, e mi pare un intervento quanto mai opportuno vista la situazione di quantità di vaccini che noi abbiamo a disposizione. Se non ci sono altre domande, per Grazie. oggi chiudiamo qui. Grazie a tutti e buon lavoro.